Noi diciamo, come tutte le altre minoranze, che non c'era necessità in questo momento di mettere mano alla legge elettorale. Lo fanno solo perché c'è bisogno di aggirare quello che è un problema interno alla maggioranza che si chiama Forza Italia. Zaia vuole avere i numeri anche nella prossima legislatura per poter governare senza Forza Italia. Quello che non riescono a fare a Roma, cioè sganciarsi da papà Berlusconi, lo vogliono fare qui in Veneto. Noi riteniamo che non era necessario intervenire su questa legge. La maggioranza attualmente ha i numeri per procedere con tutti i provvedimenti, i numeri dell'Aula sono chiari. Noi proporremo che in questa modifica Zaia porti avanti quella che è la nostra proposta, ovvero trasferiamo in regione quella che è la legge che attualmente serve per eleggere i sindaci sopra i 15.000 abitanti, ovvero avere il ballottaggio. La regione Toscana lo fa, con il ballottaggio allora sì che si vedrà chi veramente merita di governare. Sono certo che però Zaia non vorrà mai portare avanti una proposta come questa, che sicuramente non lo farà governare, tagliare nastri e guidare ruspe, quindi inaugurare cantieri come sta facendo ora in questa legislatura.